Parco di Molentargius è una rarità nel genere dei parchi, perché è un'area umida che si è conservata grazie alla presenza delle saline che hanno smesso di funzionare nel 1984, si è preservata ed è stata circondata dallo sviluppo dell'area metropolitana. Quindi quest'area è un gioiello incastonato nell'area urbana. È importantissima per quanto riguarda la presenza dell'avifauna, perché il parco è per l'80% costituito da specchi d'acqua che corrispondono grosso modo per la metà all'ex impianto della salina di Stato, quindi acque iperaline molto salate, che ospitano la colonia nidificante di fenicoteri, che il fenicotero è la specie icona del parco, quella che attira i visitatori, ma non è l'unica. Ci sono tante altre specie molto più piccole, meno evidenti, che sono altrettanto importanti anche dal punto di vista conservazionistico. Le specie di avifauna presenti e documentate sono 236, quindi il 60% delle specie di avifauna presenti in Sardegna, quindi questo fa capire l'importanza di Molentargius per l'avifauna. Non c'è solo avifauna, ci sono anche rettili, anfibi. Tra i rettili spicca la Emis orbicolaris, che è la tartaruga, la testuggine europea, che è in via di declino la sua popolazione. E poi il colubro ferro di cavallo, che trova qui a Molentargius un luogo ideale dove vivere e riprodursi, e che ha una diffusione è una specie endemica, quindi ha un'area di distribuzione molto ridotta. Ecco, il parco non è solo acqua salata, ma è anche acqua dolce, perché una parte degli specchi d'acqua sono risultati dai fiumi che arrivano dall'abitato e sono importanti per lo sviluppo del cannetto che si è avuto nei suoi bordi, che ospita moltissimi anatidi e passeriformi. I fenicoteri non frequentano da sempre il parco di Molentargius, ma hanno iniziato i primi tentativi di nidificare qui a Molentargius prima degli anni 90. Poi finalmente nel 1993 una piccola colonia di circa 2000 individui è riuscita a nidificare e portare a termine la nidificazione, e quindi sono nati i primi pulcini proprio qui a Molentargius. Allora, dal 1993 poi i fenicoteri sono tornati quasi regolarmente a nidificare qui a Molentargius, anche con punte elevatissime. Abbiamo avuto nel 2017 26.000 coppie di fenicoteri, con un successo riproduttivo molto elevato, quindi sono sopravvissuti, arrivati all'involo, tantissimi pulcini. Il numero delle coppie poi via via è diminuito, però rimane sempre una delle colonie più importanti del bacino del Mediterraneo. L'ultima nidificazione, le coppie sono state 10.000, con 3.000 pulcini arrivati all'involo. Allora, il Parco di Molentargius è gestito da un consorzio di comuni, perché il suo territorio ricade in 4 comuni: Cagliari, Quartu, Quartucciu e Selargius. Nel consorzio c'è una piccola percentuale anche della città metropolitana di Cagliari. Il parco si occupa anche non solo di tutela della natura, ma anche della sua fruizione. Infatti ha dato in gestione, in concessione a un operatore economico, la gestione dei servizi turistici e del centro di educazione ambientale. Attraverso questi servizi si può quindi visitare il parco in bicicletta o in trenino elettrico, in pulmino elettrico, e quindi avere una guida che faccia scoprire non solo gli aspetti naturalistici dell'area, ma anche gli aspetti storici della passata attività della salina. Noi contiamo i contatti che si hanno con l'Infopoint, che sono circa 15.000 contatti all'anno di turisti e 5.000 le scolareste che vengono al centro di educazione ambientale. Allora, il parco fa parte della rete Natura 2000, che è una rete estesa in tutta l'Europa con lo scopo di tutelare habitat e specie di interesse comunitario. Qui all'interno del parco ci sono 2 siti, una zona di protezione speciale e una zona di conservazione speciale,
che servono proprio a tutelare anche gli habitat particolari che si sviluppano qui al parco, legati alle zone salmastre e umide. È nella nostra natura. La nostra è una città appunto che ha una storia lontana, che poi erano diverse città, a dire il vero, no? Che poi si sono ricompattate in una sola, insomma. Aveva questa città un grande ruolo dal punto di vista della produzione agricola e anche di mediazione con diciamo alcune parti interne, per esempio tutti i prodotti dell'allevamento, delle montagne dei Sette Fratelli, di Burcei, transitavano per Quartu per poi raggiungere i depositi di Cagliari, prevalentemente a Villanova, insomma. Ecco, quindi per molti secoli ha avuto questa vocazione, questa funzione, questo ruolo che ha mantenuto sino a non tantissimo tempo fa e che in parte, anche se in misura inferiore, ha anche oggi. Poi sappiamo come sono andate le cose, insomma, no? Cagliari è una città che si è allargata, è una città che ha occupato parte del suo circondario, e Quartu è stata una delle città più ricettive da questo punto di vista, quindi una città che è passata in pochi anni da 20.000 a 70.000 abitanti. E naturalmente rimangono vive tante cose, no? Rimane viva una tradizione che si intreccia con l'innovazione, rimane viva una capacità, insomma, di riconoscere alcuni tratti identitari, no? Che si identificano molto col territorio e con le caratteristiche del territorio e anche con le produzioni del territorio. E poi vi è questa grande scommessa del mare. Perché ancora oggi grande scommessa? Perché Quartu, proprio per questa sua vocazione prevalentemente agricola e secolare, ha sempre avuto un rapporto col mare, come dire, un po' difficile, no? Anche gli stessi insediamenti, per esempio sul litorale quartese, che io ricordo arriva sino a Geremeas, erano intesi soprattutto come urbanizzazioni agricole più che urbanizzazioni marine. Ecco, noi stiamo facendo, la città lo sta facendo da diversi anni, stiamo cercando di recuperare un ruolo e una funzione sul mare, puntando molto sul Poetto, che stiamo riqualificando, e in più stiamo puntando molto su nuovi servizi da allocare in questa città, cioè cercando di cambiare funzioni e ruolo della città. Stiamo ristrutturando con un grande intervento le fornaci Picci, che sono state le prime, no? Il primo luogo dove si costruivano i laterizi nell'area di Cagliari. Avremo un grosso centro di ricerca nelle vecchie distillerie Capra, avremo una casa dello studente per gli studenti universitari, quindi una città che si apre anche agli universitari. Stiamo cercando di costruire questi nuovi ruoli e queste nuove funzioni, senza dimenticarci però da dove siamo arrivati, perché da dove siamo arrivati ci sono delle ricchezze, delle capacità, delle intelligenze, delle manualità. Penso per esempio all'artigianato, penso per esempio agli orafi, agli argentieri, e a tanti prodotti anche, no, dell'arte dolciaria, perché di vera e propria arte si tratta. Se voi vedete per esempio i dolci della festa di San Giovanni, stiamo parlando di gâteau che sono dei palazzi, sono delle costruzioni, quindi figurarsi, ci sono appunto queste ricchezze che naturalmente devono essere valorizzate e devono essere intrecciate in maniera intelligente con tutto ciò che di nuovo stiamo portando in questa città. Il segreto del successo di questa pasticceria è tenere la tradizione e fare le cose genuine. Ci sono vari tipi di dolci, partiamo dall'amaretto, la miringa con le mandorle tostate dentro, i mustazzoleddus, quelli in rombi, sia marroncini che bianchi, gli ossu de mortu, i candelaus, i guefus, pastissus, scarpette, vuoti e varie qualità. Il successo
e anche dei personaggi famosi come Letta, come Riccardo Muti. Pochi giorni fa hanno preso anche i dolci per il presidente Mattarella, per il G7 e tanti altri. E poi i clienti sono sempre rimasti contenti. Faccio spedizioni per matrimoni fuori, anche all'estero. Mie zie tanti anni fa hanno insegnato delle ragazze, poi hanno aperto il negozio per conto loro e continuano ancora, una 96 e una 90, a lavorare. Il mio lavoro, a me piace la decorazione, mi piacciono le decorazioni, sono molto precise e un po' faticose. Il dolce che mi piace più decorare è il mustazzoleddus, quello marroncino, perché spicca di più il bianco della decorazione, ma sono belli tutti. Quello che mi dà soddisfazione è i clienti che rimangano contenti. Facciamo anche le spedizioni. Il dolce è buono, signora. Non è guardare anche quello di fuori, perché siamo decorative. Siamo decorative, soprattutto Marina che scrive gli sposi. Io no, solo auguri, signora. Dipingo, però come lei. Mia mamma ero anche ragazza allora, perché in casa si faceva il vino, si faceva la vendemmia e mio padre non cercava i figli, cercava me per aiutarlo, mi capisci? Li faceva a casa con mia mamma i dolci. Venivano gente di Palermo perché erano all'ospedale Smerionesi, dove c'era mio padre che lavorava lì. Mia mamma era ricca di terreni, avevano i mandorlati, avevano anche le donne per ripulire la mandorla a casa sua. Figlia, l'ha vista mia mamma? Una grande signora, figlia unica. La soglia di mandorla si mette a bollire lo zucchero con l'acqua, limone grattugiato, però 3/4 d'ora, non acqua, fior d'arancia, se no è per il gusto. Anche un'ora per la sfoglia che ha assaggiato lei nella scodellina. I mustazzoleddus, sosso di morto, su candelao sbuito, la scarpetta, la forma del cuore, sempre mandorle, si mette la stagnola e poi facciamo le papassine. Le papassine c'è il miele amaro nel legge e la sappa, la farina nel sacco. Siamo a Cagliari nell'ospedale San Giovanni di Dio, che ha fatto recentemente, si fa per dire una decina d'anni, la scoperta dell'esistenza di un grande rifugio antiaereo. Come associazione abbiamo impiegato quasi 3 anni a sgombrarlo completamente da tutto quello che c'era dentro. L'abbiamo reso fruibile e quindi da quel momento la gente lo visita, si meraviglia, perché non se l'aspetta, e noi siamo qua a testimoniare, a restituire un po' di storia ai cagliaritani. Nel 1859 entrò effettivamente in funzione dopo quasi 12 anni di costruzione. Sostituiva un altro ospedale in via Manno, il Sant'Antonio. Noi come associazione Mariposa, abbiamo negli anni, come dipendenti, negli anni ripulito quello che poteva essere il rifugio. Poi abbiamo approfondito, abbiamo sgombrato, ci sono voluti 3 anni per poterlo rendere pulito e quindi l'abbiamo restituito ai cagliaritani, che sembra abbiano apprezzato molto, soprattutto quelli di Stampace, abbiamo apprezzato molto questo nostro lavoro. L'Associazione Mariposa conta circa 60 individui come soci, siamo in crescita, perché abbiamo trovato parecchia gente disposta a venire a darci una mano. Come associazione stiamo curando tutta la parte storica di questo ospedale e anche quello che c'è sotto le mura di questo ospedale. Un rifugio di 180 metri, un rifugio antiaereo costruito nel 1943.
possiamo fare una passeggiata e andare a vedere. Allora, ci troviamo all'interno di questo spazio, sono 180 metri di lunghezza e si tratta di un rifugio antiaereo. Cagliari è stata una delle città, la seconda dopo Napoli, a essere più bombardata in assoluto. Quindi i bombardamenti hanno fatto sì che le maestranze dell'ospedale facessero domanda per l'ampliamento di un rifugio, sembra un rifugio piccolo che c'era allora. Quindi è stato ampliato il rifugio da 150 persone che poteva contenere prima, siamo arrivati a circa 850 persone. Questo rifugio non ha una forma rettilinea ma una forma a L. La forma a L vuol dire che in termine tecnico si chiama spezzata e serviva a far sì che se una bomba doveva scoppiare vicino a uno degli ingressi, il flusso di aria che si formava all'interno, quindi lo spostamento, avrebbe ammazzato tutti. Ma con questa forma AL si incominciava a smorzare quella che era la forza deflagrante della bomba. Lateralmente abbiamo anche altre cavità dove le persone si potevano rifugiare e quindi salvarsi da eventuali scoppi vicino agli ingressi. Allora, questo rifugio, come ha già detto Massenzio, è un rifugio che era totalmente ingombro, quindi 4 dipendenti hanno cominciato a sgombrare, hanno trovato di tutto, perché ovviamente tanti anni di rifiuti avevano fatto in modo che questo rifugio fosse assolutamente non praticabile. In quei 3 anni abbiamo sgombrato tutto, però non è che abbiamo buttato tutto, le cose che erano degne di rilievo le abbiamo messe in esposizione, come questa per esempio, è tutta una serie di ruote, di valvolame degli ascensori, di corde che praticamente non abbiamo voluto buttare, ma ci sono altre situazioni che adesso vi spiegheremo che praticamente sono state salvate. Allora, tutto questo spazio che vediamo è stato ricavato col sistema della volata. Negli anni 42, quando i bombardamenti a Cagliari continuavano a essere pesanti, massicci, si prese una squadra di minatori dal Sulcis Iglesiente e si realizzò questo condotto che è lungo 180 metri. Cagliari, allora, dopo tutti i bombardamenti di febbraio, marzo, aprile, maggio, va bene, fu ridotta al 75% delle abitazioni distrutte. Solo il 25%, va bene, è rimasto in piedi. E in funzione di questo, nel 1955, Einaudi diede la medaglia d'oro al valor militare per la città, come città più bombardata, come città che ha resistito di più, dopo Napoli, dopo la città di Napoli, anche quella molto più colpita. Quindi è stata la seconda città più colpita dai bombardamenti. Ma possiamo dire che Cagliari, come capitale della Sardegna, è un po' la locomotiva dell'economia della Sardegna, sia numericamente come numero di imprese iscritte, come dinamismo, come capacità di relazione anche con i mercati extraregionali. È un polo importante per il trasporto delle merci evidentemente e negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo delle imprese del settore turistico, un consolidamento importante delle imprese agroalimentari, uno sviluppo delle imprese artigiane e la capacità per certi versi inedita anche di fare rete, di fare sistema tra queste molte imprese. Sia superando in questo modo una sorta di limite dato dalla dimensione limitata delle nostre imprese, parlo di dimensione media evidentemente, il che ha reso difficoltoso, un problema storico annoso, il commercio e l'organizzazione dei traffici commerciali, quindi il trasporto delle merci è più agevole,
è più facile organizzare il groupage, quindi organizzare il trasporto delle merci anche in forma aggregata, e ci sono esperienze molto interessanti di imprese di piccole dimensioni che si aggregano, mettono a fattore comune i loro servizi e trasferiscono le merci. Per esempio in America ci sono imprese di produzione di vino, di formaggi, di olio, che messe insieme riempiono i container da Cagliari vanno direttamente a New York o in altre piazze internazionali. Quindi c'è un certo sviluppo anche della mentalità e di superamento di questa sorta di isolamento mentale. Noi siamo un'isola geografica, ma per certi versi abbiamo subito anche una sorta di isolamento mentale, di limite che ci richiudeva in noi stessi. Qui da un lato c'è uno sviluppo importante nella qualità delle produzioni, soprattutto in alcuni settori, nel settore vitivinicolo, nel settore lattiero-caseario abbiamo aziende di eccellenza, nel settore olivicolo, gli oli della Sardegna e anche in questo territorio abbiamo qui, poco distante da Cagliari, Dolianova, la Copar, ma possiamo parlare anche di altre aziende di successo, dalla famiglia Argiolas di Serdiana, ce ne sono diverse proprio nel Campidano prospiciente Cagliari, che si sono affermate grazie alla qualità del loro prodotto sui mercati internazionali, vincono premi, il prodotto si vende bene, è molto ben apprezzato, e questo ci consente di dire che il futuro può essere affrontato con una certa fiducia. Su Cagliari le imprese sono in crescita, nei piccoli comuni dell'Interland no, sono in decrescita. Per questo motivo la Camera di Commercio ha attivato una linea di finanziamento per sostenere la nascita di nuove imprese che si stanno sviluppando nei settori tradizionali, ma soprattutto nell'ICT. Sono imprese anche di piccole dimensioni evidentemente, ma caratterizzate dal fatto di essere proposte da giovani e da donne. Questo è un fatto importante per il futuro che ci attende. La Sardegna è in spopolamento e in invecchiamento della popolazione, quindi un investimento in questa direzione è assolutamente necessario. Una città ricca di relazioni, di iniziative internazionali che possano attrarre e avvicinare tante persone, non solo turisti, ma anche persone che possano, ci auguriamo, decidere di venire a vivere a Cagliari per questioni di lavoro, per motivi di studio. Basti pensare che la città ospita un importante ateneo, quello dell'Università di Cagliari, gli aspetti legati alla ricerca scientifica, quindi, o gli investimenti tecnologici, una miriade di iniziative, comprese quelle legate alla vocazione della nautica, del diporto, dei nuovi investimenti che nei prossimi anni determineranno sviluppo e occupazione, e uniti anche a aspetti ulteriori legati a vicende sportive internazionali come quelle di Luna Rossa di questi giorni, incrociando le dita per le prossime regate. I punti di forza sono quelli di essere inseriti nel contesto dell'Italia, che è nell'immaginario collettivo di coloro che viaggiano il paese da visitare, e quindi collegarci sempre di più al paese, all'Italia, determina una ricaduta in termini di visibilità impressionante, perché l'Italia, Cagliari rappresenta ovviamente un elemento importante nell'ambito del contesto del paese, è considerato il luogo d'arte, cultura, della qualità della vita, del cibo, dei colori, dei suoni, dei paesaggi diversi tra loro, dei monumenti, di chiese di straordinaria bellezza, di arte. Insomma, è il concentrato per coloro che guardano un paese da visitare di quello che vorrebbero vedere. E Cagliari è inserita in questo contesto, dal centro storico, alle bellezze dell'ambiente, dalle lagune agli stagni, al mare, ai promontori, agli scorci, panorami, insieme a una città vivace che ha riqualificato tanta parte di sé
nel corso degli anni e che quindi accoglie e può diventare anche un luogo dove decidere di vivere. Ci sono importanti presidi culturali a Cagliari legati alla musica, il conservatorio, il teatro lirico. È una città che, nonostante la sua dimensione ridotta, offre una serie di occasioni di svago, sia quelle istituzionali legate appunto alle grandi centrali culturali come il teatro lirico, il conservatorio, ma anche legato all'intrapresa privata, alle idee che provengono da un variegato mondo dell'associazionismo culturale, di spettacolo, musicale, che promuove una serie di iniziative che animano sistematicamente la nostra città. Insieme alla musica c'è il teatro, il cinema, sul quale noi vorremmo investire ancora di più per avere centrali e industrie legate al cinema, alla musica, alle arti visive e quindi un'ulteriore promozione di un contesto che è una parte importante di sviluppo, anch'essa di occupazione insieme a tante altre, e compone il mosaico dell'offerta culturale, di spettacolo, turistica, che, come dicevo prima, potrebbe determinare anche il ritorno di qualche sardo che è emigrato e la decisione per non sardi di diventare sardi vivendo la città e decidendo di venire a vivere nella nostra splendida isola, nella nostra splendida terra. Da che noi siamo nati, cioè nel 1963, quando fu fondato il primo ufficio cagliaritano della società umanitaria, fin dal primo momento noi ci siamo occupati degli audiovisivi. E proprio occupandoci di audiovisivi sostanzialmente abbiamo fatto un lavoro di promozione della cultura cinematografica in tutto il territorio regionale, utilizzando il cinema come strumento educativo e formativo. Ovviamente, lavorando in questo settore, abbiamo incominciato a racimolare attrezzature e a racimolare film. Quindi è nato proprio negli anni 60 il primo gruzzolo di film che ha portato poi alla nascita della Cineteca Sarda, che è uno dei progetti importanti del nostro centro. La Cineteca Sarda, quindi la costruzione di un archivio cinematografico che raccoglie non soltanto i film prodotti ovunque, cinema universale, ma in modo particolare cerchiamo di raccogliere e di catalogare e di rimettere in circolazione il materiale cinematografico riguardante la Sardegna. Quindi abbiamo cominciato a raccogliere tutti i film che erano stati prodotti fin dalle origini del cinema, perché il film più vecchio che noi abbiamo è del 1898 e sono le cineattualità dei Lumière, che avevano girato alcune cineattualità appunto in Sardegna. Poi per tanti anni non c'è stata grande produzione, la Sardegna non è mai stato un set cinematografico, però da cominciare dagli anni 20 fino ai giorni nostri abbiamo una raccolta di materiali veramente incredibile. Attualmente noi quantifichiamo sui 30.000 documenti audiovisivi il patrimonio cinematografico riguardante la Sardegna. Un patrimonio che noi ovviamente abbiamo raccolto in anni di lavoro, un lavoro che non era soltanto quello di promuovere la cultura cinematografica, ma anche quello di mettere a disposizione dell'associazionismo, degli insegnanti e di chiunque volesse utilizzare l'audiovisivo gli strumenti per poter lavorare con il cinema dentro la scuola, nelle biblioteche, nelle camere per il lavoro, nei sindacati, nelle piazze, insomma dappertutto. E col tempo ovviamente abbiamo messo su dei laboratori in grado di lavorare il cinema in tutti i suoi formati. Oggi noi siamo un centro di eccellenza capace di digitalizzare e di restaurare qualunque prodotto cinematografico esistente, sia esso in pellicola, sia esso in supporto magnetico. Poi nel 2011 abbiamo avuto una bella trovata, cioè quella di lanciare un progetto di raccolta del cinema di famiglia. Il cinema di famiglia è il cosiddetto cinema prodotto dai privati con le cineprese 8 mm Super 8
negli anni 40, 50, 60 e 70, prima che le nuove tecnologie concedessero a tutti la possibilità, oggi con i telefonini, di filmare qualunque evento, quindi le vacanze, i battesimi, le cresime, i matrimoni, le feste e così via. E con questo progetto noi abbiamo raccolto circa 12.000 filmati che restituiscono la società sarda dagli anni 40 sino agli anni 80. Questo dà la possibilità a tutti i sardi sostanzialmente di rivedersi in quanto sardi dentro una storia della nostra società. E noi, valorizzando questi materiali, cioè rimettendoli a disposizione anche per nuove produzioni, sostanzialmente non facciamo altro che rilanciare il nostro patrimonio e promuovere la nostra cultura cinematografica. Uno dei progetti importanti che abbiamo curato fin dall'inizio è la promozione della cultura bibliotecaria e mediatecaria, per cui nel tempo abbiamo anche costruito un servizio pubblico mediatecario che mette a disposizione di tutti libri e film come servizio pubblico gratuito per tutti, perché possano essere utilizzati in qualunque contesto, dal contesto dell'home video, cioè la visione in casa, all'utilizzo dentro le scuole, dentro le situazioni formative che chiunque può costruire nella nostra società. Dal 2023 la Cineteca Sarda, il Centro Servizi Culturali, si trova dentro la struttura della Manifattura Tabacchi, la ex Manifattura. È un modo non solo per valorizzare questo spazio, ma è una location ideale per poter fare il nostro lavoro, perché dentro questa struttura abbiamo ritagliato tutti i laboratori, abbiamo ritagliato lo spazio per il deposito film, per la Cineteca Sarda e anche per una sala di formazione che utilizzeremo in seguito. Il Turriga, noi diciamo sempre, nasce prima della cantina, perché questa, nato nella vendemmia 88, la prima nata, questa dove siamo oggi, che è la casa del Turriga, non esisteva ancora. È nata quasi nella cantina di casa di mio nonno, da un'idea, quella di creare un vino sardo capace di raccontare la Sardegna nel mondo, ma con un carattere molto internazionale. E forse allora era sicuramente una decisione molto coraggiosa, perché comunque il mondo parlava solo di vitigni internazionali e non si parlava di vitigni locali, quando invece oggi è la normalità, e soprattutto quando non si parlava di Sardegna se non per l'acquisizione di vino sfuso. Quindi quando il Turriga è nato è stato sicuramente il primo vino che aveva un forte carattere sia locale, ma anche la capacità di durare nel tempo, che era un'altra delle sue caratteristiche, però che fosse in grado di competere con tutti i grandi vini rossi nazionali. Questa era l'idea di mio nonno, che poi comunque grazie alla collaborazione con Giacomo Tachis, a Mariano Murru, naturalmente mio padre e mio zio, che sono stati fondamentali per questa scelta coraggiosa, è nato e oggi è presente in più di 50 paesi al mondo. Naturalmente non è l'unico vino che noi produciamo, sono 17, quasi 17, se non sbaglio ogni tanto ne dimentico qualcuno. Ognuno è importante a modo suo, perché sia i vini che noi chiamiamo più tradizionali, che sono il Costamolino, che è sicuramente il vino naturalmente per noi più prodotto, ma è anche quello bevuto in tutti i paesi del mondo, il più sbicchierato sia nei programmi by the glass che sulla spiaggia, a forse gli ultimi nati, che sono i vini che nascono poi da progetti di sperimentazione un po' più complessi, perché dà una riscoperta di vitigni abbandonati, rivalorizzazione quindi di prodotti che erano stati un po' abbandonati perché non c'era mercato, quindi abbiamo un po' cercato di lavorare anche su questa riscoperta. Quando siamo nati c'è stato sempre un aspetto fondamentale nel lavoro della cantina, che è stato quello della ricerca, forse quasi più prima, molto più forte prima che non adesso. Perché naturalmente si doveva un po' fare tutto, perché non esisteva una base come in altre regioni italiane per la produzione di vini in bottiglia, di vino invecchiamento, di valorizzazione di vitigni nostri. Quindi si è lavorato tanto sulla ricerca, tanto che oggi abbiamo un team di 5 persone, abbiamo un laboratorio con un enologo, 2 enologi, 2 chimici, tutto uno staff che è proprio dedicato a quell'aspetto. Quindi la parte della ricerca è sempre stata fondamentale, con un grande investimento anche finanziario da parte della cantina e tante collaborazioni con università sia nazionali che estere. C'è un lavoro di gruppo molto forte, siamo più di 8 cantine. Noi soli abbiamo tra Serdiana, Tregente e Sulcis 250 ettari, però il Parteole è diventato il secondo comune più abitato della Sardegna.
e quindi questo ci fa onore a noi e alle cantine che collaborano con noi nel territorio, perché sono tutte cantine di livello molto alto, sia come distribuzione ma anche come qualità di prodotto. Quindi il Parteola sta diventando veramente una zona della Sardegna fondamentale come riferimento proprio enologico regionale. Noi abbiamo iniziato a esportare già da subito, già dal 91, infatti il nostro cliente 01 è il mercato inglese, prima quasi del mercato locale, e oggi siamo presenti in più di 50 paesi, andiamo dagli Hawaii per esempio sino alla Nuova Zelanda, che è forse il mercato più lontano. Naturalmente tutto questo è stato possibile anche grazie a un lavoro di team importante. Oggi siamo circa una settantina di addetti qui in cantina, più le varie squadre in vigna, e collaboriamo perché avendo 4 aziende differenti, le squadre in vigna collaborano e si spostano in base anche alle esigenze dei vari territori. Dagli anni 70 a oggi le cose sono cambiate, quindi da una politica di espianto dei vigneti oggi si è passati invece a un reimpianto con salvaguardia soprattutto di zone che prima erano abbandonate. Quindi diciamo che il sistema arboreo della vite sta aiutando a salvaguardare sia il territorio che poi la biodiversità dei vari micro territori presenti intorno a Serdiana. Sì, noi naturalmente come cantina eravamo conosciuta e siamo conosciuti come una cantina di vini sfusi, perché facevamo tanta quantità e difatti la cantina esportava in Francia con le navi, caricavamo nel nostro punto vendita di Viale La Playa con un sottopassaggio sotterraneo che attraversa tutta la strada, andava fino a dentro il porto, e riempivamo le navi con gli articolati che venivano a caricare qui a Monserrato e poi portavamo a Viale La Playa. Poi naturalmente c'è stato il passaggio nel 2011 con il nuovo marchio, abbiamo puntato alla qualità con i nostri 4 DOC, anzi sono 6 DOC, Canonao, Vermentino, Monica, Nuragus, Moscato e Nasco. Il nostro territorio è un territorio a vocazione, dove c'è la macchia mediterranea, c'è l'esposizione dei venti, siamo vicino al mare, siamo vicino. Le vigne, c'è un tutt'uno dove matura benissimo, sia il Canonao, sono stati riconosciuti al Grenache Dumont, l'evento, il Vermentino, è stato premiato sia al Vinitaly che in altre competizioni anche, soprattutto a Bruxelles, anche lì abbiamo vinto la medaglia d'oro. Il Movida è stato premiato come medaglia d'argento in un'altra competizione molto importante. Esportiamo in Giappone, abbiamo un importatore sardo sposato in Giappone, facciamo numeri importanti, esportiamo in Germania, esportiamo in Francia, in Norvegia, nella Polonia, stiamo incominciando a esportare anche in America con 1000 difficoltà, però ci stiamo riuscendo. L'estensione della superficie vitata della cantina di Monserrato è 450 ettari, i soci sono oltre 75 soci. Numero di bottiglie prodotte, abbiamo raddoppiato le bottiglie, siamo intorno ai 300.000, ma stiamo crescendo ancora di più, stiamo crescendo, ci stiamo divertendo, dai. Il mercato di San Benedetto è un luogo identitario molto importante per la città di Cagliari, ma anche per tutta la Sardegna. In realtà è uno dei mercati più grandi al coperto d'Europa. Ci sono 180 box, di cui 70 che si dedicano solo alla vendita del pescato, quindi dell'ittico, e il mercato è stato costruito qui nel quartiere di San Benedetto, e da questo prende il nome, nel 1957.
Tra poco saranno i 70 anni e tutto ciò che vediamo oggi sarà sicuramente anche in una veste migliore, visto il futuro rinnovo previsto del mercato di San Benedetto. Qui è come si dice certe volte, il tempio del cibo. La qualità del cibo è straordinaria perché il chilometro zero, tutto quello che vediamo, ci sono tutte le categorie merceologiche che si possono trovare negli alimentari. Quindi è un luogo dove poi c'è una valenza sociale molto importante, perché tutti i concessionari dei box hanno una particolare attenzione verso tutti i clienti, quindi ogni residente, ma ogni turista che qui viene spesso, ed è un luogo riconosciuto dalle guide turistiche per fare proprio conoscere le particolarità della nostra terra e del nostro territorio, di tutta la Sardegna, non mancano mai in questo mercato. Con la ristrutturazione prevista, il mercato di San Benedetto sarà ancora più accogliente e sarà possibile veramente avere più cognizione del fatto che proprio l'enogastronomia a Cagliari è sempre stata un fiore all'occhiello per il nostro turismo e per tutti noi residenti. Cagliari è stata proprio la capitale dell'enogastronomia in Italia qualche anno fa. L'inizio della devozione verso Sant'Efisio si perde nella notte dei tempi, quindi è difficile trovare anche un punto di partenza. Quello che ha rinforzato e fatto crescere la devozione verso Sant'Efisio e anche la sua conoscenza è la festa meravigliosa che si svolge ogni anno dal 1° al 4 maggio per lo scioglimento del voto fatto dalla municipalità di Cagliari e del capitolo metropolitano della cattedrale per l'intervento attribuito a Sant'Efisio per la liberazione di Cagliari dalla peste nel 1656. Allora, nella nostra chiesa, che è sede della circonfraternita di Sant'Efisio, che ha il compito di custodire e diffondere il suo culto e la sua devozione, è custodito il simulacro di Sant'Efisio che viene utilizzato per lo scioglimento del voto ogni anno dal 1° al 4 maggio. Scioglimento che comprende tutta una serie di riti paraliturgici che con varie soste, vari momenti di preghiera, ma soprattutto un percorso che porta il simulacro della nostra chiesa al luogo del suo martirio a Nora e poi a cui segue una processione di rientro che deve essere eseguita entro il 4 maggio. Allora, la tradizione e l'Appassio di Sant'Efisio, che è l'unico documento che abbiamo che riguarda la vita di Sant'Efisio, riferiscono che il martirio fu eseguito a Nora, che era un'antica città romana sulla costa meridionale della Sardegna, di cui oggi rimangono le rovine romane e la chiesa romanica costruita sul luogo dove si ritiene sia stato sepolto il santo, che costituisce la tappa finale del pellegrinaggio e dello scioglimento del voto di maggio. Allora, secondo la tradizione e secondo sempre l'Appassio di Sant'Efisio, Sant'Efisio fu un soldato romano, si parla di Ilia Capitolina come sua città natale, che dovrebbe essere la Gerusalemme attuale, che era un soldato romano che fu mandato in Sardegna per perseguitare i cristiani, ma mentre fu mandato in Sardegna ebbe la chiamata del nostro Signore per convertirsi alla fede cristiana, per cui da persecutore diventò perseguitato, perché si rifiutò di eseguire i comandi che gli erano stati dati, per cui fu imprigionato,
torturato e poi alla fine martirizzato. Allora, alla processione partecipano gruppi provenienti da tutta la Sardegna, con indosso gli abiti della festa, perché si tratta di celebrare il superamento di una fase critica che era quella della peste, per cui si dà un carattere di festa al pellegrinaggio. La chiesa di Sant'Efisio attuale è costruita sopra quello che la tradizione ci tramanda come carcere di Sant'Efisio, che sta proprio sotto la chiesa. Quindi nella chiesa custodiamo anche le sue reliquie, che sono custodite sopra l'altare. Un'altra piccola parte di reliquia la portiamo in processione o la mettiamo a disposizione anche di fedeli per la venerazione. La cooperativa è nata nel 1982 come cooperativa di produzione su 2 ettari, logicamente non aveva molta superficie, iniziò addirittura con l'allevamento dei lombrichi, ma subito dopo, già dopo il primo anno, iniziamo con la produzione degli ortaggi. Poi da cooperativa di produzione il prodotto non bastava, aprimmo i punti vendita, il primo punto vendita a Cagliari di prodotti biologici, allora associamo alla cooperativa diversi altri soci. Oggi, dopo 42 anni, la cooperativa dispone di un'ottantina di soci, 300 famiglie in tutto lavorano in questo mondo attorno alla cooperativa Satra Sardigna e soprattutto abbiamo raggiunto un fatturato di circa 8 milioni di euro all'anno, di cui un terzo realizzato in Sardegna attraverso i punti vendita, e poi il prodotto viene per lo più esportato, metà in Italia, metà all'estero, in particolare la Germania, ma anche con il settore non solo dell'ortofrutta, anche dei formaggi, serviamo fino agli Stati Uniti, ecco, quindi non è che ci fermiamo all'Europa, e la cooperativa adesso va avanti con soddisfazione, anzi diciamo che alcuni settori come proprio l'ortofrutta sono deficitari come produzione, non è sufficiente alle nostre richieste di mercato. I soci della cooperativa Satra Sardigna sono collocati per lo più nel Sulcis, nel Campidano e nell'Oristanese, quindi diciamo coprono un po' tutte le province, qualcuna c'è anche in provincia di Sassari, sulle Carni per esempio, e di Nuoro, però la prevalenza dei soci sta nel sud della Sardegna, dove non a caso abbiamo promosso anche la costituzione di un biodistretto, cioè di una realtà che permette di mettere insieme non solo le aziende agricole e di trasformazione biologica, ma anche le associazioni ambientaliste, gli enti territoriali, quindi i comuni, per sviluppare la cultura di una sana alimentazione e naturalmente i consumi e la produzione biologica. Adesso nel 1982 eravamo un po', come dire, pazzi, filosofi, utopisti, questi erano gli aggettivi migliori che venivano dati. Adesso, a parte che per me che sono laureato in filosofia non era assolutamente un dispregio, però adesso è evidente che ci si guarda con più rispetto, anche perché è una realtà effettivamente tra le più solide anche nel mondo generale dell'agricoltura e della cooperazione in Sardegna. Ma quello che conta è che il biologico nel frattempo si è sviluppato. C'è però una discrepanza, una divergenza, diciamo così, tra quanto si produce, parlo dei dati soprattutto a livello nazionale, e quanto si commercializza. Noi ormai in Italia abbiamo raggiunto il 20% delle superfici agricole condotte con metodo biologico, quindi 1 ettaro su 5 in Italia è condotto col metodo biologico. Gli obiettivi europei sono il 25%, noi siamo molto vicini. Però se poi andiamo a guardare i consumi interni sul mercato nazionale, abbiamo solo il 5% di prodotto agroalimentare che si consuma che è biologico. Per diversi motivi, comunque, noi stiamo lavorando molto per valorizzare le produzioni che sono più conosciute della Sardegna. Abbiamo iniziato anche con una nuova tipologia produttiva, con le mandorle, una 70 di ettari, ma abbiamo obiettivi di superare ben presto i 100 ettari. La lavorazione sarà fatta qui e questo ci permette di riutilizzare il sottoprodotto come combustibile biomassa nelle caldaie delle serre, per cui stiamo eliminando via via il gasolio e sempre restando in tema di ecologia e
E di sostenibilità in azienda qui abbiamo 100 kW di impianti fotovoltaici, per cui siamo quasi autosufficienti con le batterie, le colonnine per le macchine elettriche, e questo ci permette di avere una sostenibilità a 360 gradi, noi diciamo. Tuvigeddu è una delle necropoli più importanti del Mediterraneo, quindi praticamente del mondo, e sono circa 1800 tombe ancora oggi visitabili come testimonianza di una presenza fenicia in Sardegna che non aveva solo in Cagliari una propria base, ma anche in Tarros, in Nora, Sant'Antioco, cioè città veramente importanti per il loro mondo e molto importanti ancora oggi perché sono davvero delle perle da riscoprire in Sardegna. Con il Magomundi tra maggio e giugno e tra ottobre e novembre ogni anno, ormai da quasi 30 anni, noi rivalorizziamo i siti della città, normalmente quelli chiusi, inaccessibili, e li facciamo raccontare dai ragazzi più giovani, anzi dai bambini spesso, e sono i bambini che raccontano soprattutto i luoghi spesso inaccessibili e non visitati in 1 o 2 giorni che caratterizza Cagliari e che caratterizza adesso anche altri 80 comuni nell'isola, e dall'anno prossimo saranno circa 19 le regioni in cui Monumenti Aperti potrà essere rappresentata grazie a questa bellissima rete di comunità. La necropoli è sicuramente uno dei luoghi più visitati normalmente durante la manifestazione, ma anche nel corso dell'anno, così come molti altri luoghi che in città spesso vengono negletti dal fenomeno turistico, come per esempio il grandissimo carcere di Buoncammino, così come l'ospedale San Giovanni, che è una testimonianza del CIMA davvero molto importante in città e che anche in queste ultime edizioni normalmente raccoglie più di 4.000 visite, quindi veramente un fenomeno davvero significativo per la città. Cagliari è una città che è veramente molto interessante non soltanto per la presenza fenicia, ma anche per le testimonianze romane. L'anfiteatro sicuramente è una delle cose più belle che si possono visitare, così come la Grotta della Vipera e anche la villa di Tigelio, e tra l'altro alcuni dei siti fenici sono stati ripopolati, riutilizzati anche dalla civiltà romana a partire appunto da questo sito, perché la zona che va verso Santa Vendrace è ricca di testimonianze romane. Naturalmente l'elenco è lungo, anche i beni della città metropolitana come il Palazzo Viceregio, la cattedrale, sono tutti luoghi simbolici della città, ma i centri culturali d'arte e cultura del comune soprattutto sono quelli che fanno la differenza, perché consentono non soltanto di poter beneficiare appunto di una visita, ma di vivere i luoghi grazie ad attività diverse, esposizioni, mostre d'arte e poi eventi, spettacoli, musica, insomma tutto quello che fa ricca e fa bella questa città. Ci troviamo in quello che fu l'agrumeto della famiglia di mio babbo, di Pinuccio, un luogo dove lui già da quando era piccolo ha piantato le sue opere e ora sono cresciute. Sai, vado tanto orgogliosa di quello che è stato mio padre, perché penso che queste opere siano veramente tanto importanti, non solo perché hanno ispirato i grandi, da Renzo Piano a Zaha Hadid, ma soprattutto perché sono pregne di quello che è stato il grandissimo rispetto che aveva mio babbo per le persone, per la natura, per la pietra, tant'è che dalla pietra è riuscita a far uscire queste voci, o come le chiamava lui, questi vagiti. E diceva anche: ma sai, io non ho scoperto niente, ho semplicemente liberato un suono che era rinchiuso nella materia da migliaia e migliaia di anni. E Pinuccio ha girato in tutta Europa e, rientrando dopo gli studi nel suo paese, con questo fare molto altruistico iniziò a coinvolgere la popolazione in quell'operazione che trasformò San Sperate in un paese museo. Ecco, ancora oggi con questa grande eredità riusciamo a far venire tutto il mondo qui. Anche perché diceva: se non venite nei miei luoghi non riuscirete a comprendere appieno perlomeno qual è il suo messaggio, questo messaggio di rispetto. E
e qua ha piantato le sue opere che ora sono cresciute e soprattutto ci danno possibilità di lavorare su tanti livelli, per tutte le età, per tutte le culture, ma anche con, per esempio, le persone che non vedono e non sentono. Quindi Babbo ha lasciato delle opere accessibili e quello che ora noi figli facciamo è proprio migliorare tutto questo aspetto. E con un grandissimo lavoro di archivio stiamo anche cercando di recuperare i pezzi, quasi fosse un puzzle questa vita, delle opere che stanno sparse in giro per la Sardegna, sono quasi 160 paesi, in Italia li abbiamo da Milano alla Triennale, a Monza Villareale, Pavia, Bologna, Parma, Pavia, Ancona, sono tanti i luoghi che ospitano le sue opere, però diciamo che in Sardegna lo respiriamo appieno. Diceva, quest'isola è la più bella scultura al centro del Mediterraneo. Ad oggi la produzione delle opere di mio babbo è finita con lui, è protetta, abbiamo questa fondazione, siamo un team di oltre 20 persone che ci lavorano dentro, ma quello che prosegue è sia l'esposizione delle sue opere, i concerti, ma proprio lo studio di queste sonorità che richiamano proprio le sonorità che troviamo nello spazio e nell'universo, quindi dall'Università di Barcellona a Birmingham, alle più grandi enti in Italia. Questa ricerca continua e speriamo che prosegua anche appunto dopo di noi. Per me posso dire che è un'eredità importante perché è una missione, è una grande anche passione e quindi quel che posso fare e possiamo fare noi figli è anche solo parlarne, perché oralmente si tramandi questa grande eredità di rispetto che sicuramente sì è mia ora, ma è di tutti noi sardi soprattutto. Sapete che Michelangelo si narra che quando realizzò il Mosè la storia dice che lo picchiasse col martello nel ginocchio dicendogli sei così perfetto ma poi t'hanno chistionasa, però non era sardo quindi era un grande, ma perché non parli? L'ultimo evento di mio babbo, proprio 2 settimane prima della morte, è stato a San Pietro in Vincoli a Roma, dove è custodito il Mosè. E prima del concerto chiamato proprio La voce della pietra dal Mosè di Michelangelo. L'ultimo evento di mio babbo, tra l'altro lo accompagnai, fu 2 settimane prima della sua morte, quindi parliamo di una data particolare di questo evento, il 27 aprile del 2016. Stavamo a San Pietro in Vincoli a Roma, dove è custodito il Mosè di Michelangelo, per un concerto chiamato proprio La voce della pietra, e lui lì, prima del concerto, davanti a tutti, disse proprio: ma sai Michelangelo, ma se magari avessi usato un calcare sardo invece che un marmo di Carrara, secondo me il Mosè ti avrebbe risposto. Il marmo di Carrara infatti ha una composizione molecolare che non permette che il suono risulti per noi così melodioso. Questo evento, manco fosse scritto, è stato il 27 aprile, lui è morto il 13 maggio, quindi neanche 2 settimane dopo. Al funerale sono venute 8.000 persone, è stato un saluto davvero molto importante, e con me che sono la figlia lui non parlava mai della morte, però un anno prima che andasse via eravamo in cimitero perché era morto un parente e camminando babbo mi disse un giorno voglio stare lì, e io lì vi dico non c'era niente, né tombe, era un'isola cimiteriale con un albero, e quindi gli dissi babbo ma mi devi far litigare anche quando muori, non ce ne sono tombe lì, non ci puoi stare lì. E invece hanno litigato i miei fratelli, Tommaso e Chiara, e babbo sta dove ha scelto di stare. Abbiamo portato un ulivo dal giardino e nella sua tomba c'è la scritta che lui mandava come curriculum. Ha 89 pagine di biografia, ma lui scriveva Pinuccio Sciolla, scultore, nato dalla pietra, amante dei fiori, dell'acqua e del sole. Punto. E il mio più grande orgoglio è proprio questa sua grandissima umanità.
Sono profondamente innamorato di Cagliari, con una storia anche particolare, nel senso che io sono della mia famiglia il primo abate sardo, nel senso che mio padre arrivò qui con mio nonno che era un militare, e quando arrivò mio padre disse mai, 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 mai in questa terra, vado via, non sono interessato. Loro arrivavano da Torino, origini napoletane, invece mio padre, seppellito al cimitero di San Michele a Cagliari, se fosse vissuto più a lungo avrebbe visto quanto c'è stato di suo, nel senso che ci sono sarebbero oggi i suoi pronipoti. Quindi è un amore conquistato, è un amore indotto, è un amore che da una parte però ha la radice cagliaritana vera della famiglia di mia madre, che chiamandosi Pisano, quindi hanno proprio veramente una di quelle famiglie storiche della città. Amo profondamente la mia terra, posso stare anche anni senza uscire dalla Sardegna, non sento altre necessità. Come amo profondamente la mia città. Allora, siccome io credo che ogni scrittore, ogni bravo scrittore e scrittrice ha saputo raccontare luoghi, dimensioni, epoche della Sardegna, a me è stato lasciato un pezzetto, e quel pezzetto me lo sono preso con grande voracità. Ultimamente mi sono molto interessato alla storia di Cagliari di inizio Novecento, una storia appunto che mi è stata lasciata, non battuta particolarmente dagli altri scrittori, perché volevo raccontare come l'urbano, come questa capitale di Sardegna fosse così avanti negli anni, come maturasse in essa uno spirito già di rivalsa sociale, di movimenti sindacali, la presenza di associazioni suffragiste, quindi antesignane delle femministe, con un movimento di maestre, di giovani maestre, che ha guidato un'emancipazione sino a partire dai primi anni del Novecento. Allora, essendo innamorato di ogni quadratino di questa città, anche quello più brutto, mi sono dato questo compito: raccontiamo Cagliari. Clara Simon è un personaggio non realmente esistito, ma è figlia, sorella, cugina di tante altre che invece sono realmente esistite. Cioè, è una ragazza che abbraccia il nuovo secolo, il Novecento, con l'entusiasmo di quei ragazzi, perché noi dobbiamo pensare a loro non con lo sguardo che abbiamo oggi, cioè i vecchi, no. Erano dei ragazzi di 19, 20, 21, 22 anni che studiavano, laddove avevano delle famiglie, come nel caso di Clara Simon, permettevano loro di poter studiare, come è accaduto nella famiglia di mia bisnonna, che ha voluto che tutte le sue figlie, quindi anche mia nonna, studiassero, si laureassero, chi è diventata farmacista, chi è diventata professoressa, perché quello era il momento in cui loro dovevano fare quel salto che non era stato concesso alla generazione precedente. Io mi faccio riferimento soprattutto a una mia prozia Elvira, che non ho conosciuto, a differenza di tante altre prozie, anche di mio bisnonno, che mi ha tenuto in braccio e ha raccontato queste storie, che è ricca, borghese, bella, bellissima, delle donne bellissime, alte, con degli occhi azzurri incredibili, non ho preso niente, questo è evidente, e che si rende conto però della grande disparità presente in città tra una borghesia a volte anche arrogante, una nobiltà che rivendica ancora il suo passato di dominio, e poi invece una classe lavoratrice, perché tantissime ragazze vanno a lavorare nelle fabbriche, alla manifattura tabacchi, e che però hanno dei trattamenti di lavoro, di retribuzione veramente disgraziati. Aderisce al movimento sindacale di quegli anni, diventa anarchica, e quello che si racconta in famiglia di questa bella e giovane ragazza, che ogni volta che a Cagliari arrivava o un parente della famiglia reale, o un reale stesso, o un alto funzionario del regno, bene, Elvira veniva incarcerata preventivamente. Era una ragazza di 19-20 anni, appartenente alla borghesia, quindi si poteva anche pensare magari protetta. No, assolutamente. Ecco, Clara Simon è una di queste ragazze. Cagliari è sempre stata una città multietnica, lo è stata per sua costituzione, per l'accavallarsi di dominazioni e quindi di popoli. Poi i dominatori vanno e vengono, i popoli restano, perché chissà, quel soldato pisano che decide di restare nonostante i pisani vengano scacciati, e metà città si chiama Pisano o Pisanu
o pisani, e gli spagnoli anche, perché poi tutta una serie di cognomi sono cognomi appunto di origine spagnola, quindi le dominazioni vanno e vengono, i popoli si mischiano. Io ho una memoria molto ben precisa da bambino che, come tutti quelli della mia generazione, potevano tranquillamente uscire di casa anche all'età di 6 anni e fare le prime commissioni e le prime compere. Mia nonna che mi diceva sempre: vai in piazzetta Cinesi a prendermi i bottoni. Piazzetta Cinesi alla Marina, in realtà oggi si chiama piazzetta Savoia, e già all'inizio del secolo scorso aveva una prima comunità cinese. Sicuramente la prima azienda cinese che viene registrata alla Camera di Commercio di Cagliari del 1939. Ma se noi ci chiedessimo quando è arrivato alla prima comunità senegalese, se dovessimo andare a cercare un documento, non corrisponde quell'ufficialità poi realmente al loro arrivo. Due prozii, uno che viveva a Nuoro e l'altro che viveva a Cagliari, fratelli, si scornavano, uno era tipografo, l'altro meccanico, uno nobile di professione e l'altro un po' meno, e il nuorese diceva sempre all'altro mio zio: ah, noi siamo di Nuoro, la Tene sarda, noi siamo di Nuoro, la Tene sarda, noi siamo di Nuoro, la Tene sarda. Alla fine mio zio Franco un giorno si stufò, ha detto: Bosatus sesi Nuoro, la Tene sarda, nosus esus Babilonia, e Babilonia è Cagliari. Angelos Formaggi quest'anno compie 70 anni, quindi è il nostro compleanno, e lo festeggiamo con i valori che però ci sono stati dati dai nostri soci fondatori, che sono Ennio ed Eligio. Il valore più importante che ci hanno trasmesso è quello della reciprocità nel rispetto del nostro territorio. Il nostro territorio, dagli animali, le pecore, razza unica, le pecore sarde, che alleviamo da circa 3.000 anni, le persone che lavorano qui, il terreno, l'erba che mangiano, sono tutti elementi che ci contraddistinguono e sono importanti e fondamentali, e ovviamente tutto questo va rispettato e trattato in maniera sostenibile. Questo ci permette di fare cosa? Di fare oltre 40 tipi di formaggi diversi che partono dalla tradizione sarda, quindi noi facciamo tutte e tre le DOP della Sardegna, pecorino romano, pecorino sardo e fiore sardo, ma allo stesso tempo di lavorare con l'innovazione e quindi di prendere tutte le caratteristiche belle, positive, genuine del nostro latte, ottenuto appunto tramite l'allevamento della pecora sarda, e trasformarlo in tante tipologie di formaggio diverse, che vanno dai più freschi, spalmabili, agli erborinati, agli stagionati e così via. Noi abbiamo un mercato italiano molto importante, siamo nelle più grosse catene di distribuzione, ma allo stesso tempo lavoriamo molto bene anche all'estero, perché abbiamo saputo differenziarci. Per esempio noi abbiamo la certificazione halal che ci permette di vendere nei mercati arabi, e questo appunto ci crea delle posizioni di vantaggio rispetto a tanti altri caseifici. Per esempio noi siamo nei supermercati dell'Arabia Saudita. La nostra realtà è quella di una PMI, lavoriamo ogni anno circa 10 milioni di litri di latte che ci danno 4 milioni di chili di formaggi, e abbiamo circa 50 dipendenti, di cui una quindicina sommati diciamo stagionali, quindi arriviamo a un bel numero, sono tutti dipendenti ovviamente della zona che contribuiscono a rendere l'Angelos Formaggi una grande famiglia. In ottica di sostenibilità lavoriamo con dei principi di economia circolare, quindi abbiamo tutta una serie di procedure e di depuratori che ci consentono di eliminare i nostri scarti. Inoltre utilizziamo anche l'energia verde, che ci consente appunto ulteriormente di rispettare l'ambiente. Dal punto di vista dei nuovi progetti, stiamo per iniziare un progetto molto importante sull'intelligenza artificiale che andrà a supportarci in tutti i processi di decision making. Cosa vorrà dire? Vorrà dire che tutte le decisioni che noi prendiamo, anche di pianificazione della produzione del formaggio, saranno supportati da questa intelligenza artificiale che ci permetterà di capire già da un anno prima quali saranno le vendite appunto dell'anno dopo, e quindi di pianificare in maniera più precisa e attenta la nostra produzione. I
Mi laureo in design a Milano dopo la maturità artistica e mi specializzo in arte terapia e scienze sociali e cerco per l'appunto di unire quelle che sono le competenze artigianali di famiglia a quella che sono il mio percorso formativo, sia a livello di studio e sia chiaramente unito all'indole mia artistica. Ho sempre cercato di unire quella che era la tradizione del mio paese unito alla contemporaneità, dunque cercando di rievocare e riecheggiare quelle che sono le forme, gli stilemi tipici sardi, ma in chiave chiaramente puramente moderna. Infatti nelle mie produzioni ci sono dei collegamenti all'arte dolciaria sarda, nei ricami, alle forme, ai colori. Un esempio potrebbe essere appunto la signorina di Assemini, che è una bambola simpatica che rievoca il colore del costume folcloristico asseminese, i ricami dei dolci tipici sardi e la filigrana in oro della Sardegna e chiamate con i nomi di come le figure femminili venivano chiamate qua ad Assemini in antichità. Ed è un modo per l'appunto di promuovere, divulgare e supportare e tenere ancorata la nostra tradizione e le nostre terminologie. Sì, realizzo vari manufatti su committenza, non mi precludo nulla. Proprio di recente sono stata selezionata dal Ministero del Lavoro per realizzare i regali per il G7, per tutti i ministri che hanno visitato appunto la Sardegna e ho sempre cercato di rendere la tradizione contemporanea a quella che era la mia visione di artigianato artistico attuale oggi, per far sì che l'artigianato abbia un senso di freschezza, però allo stesso tempo faccia conoscere quella che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, che è sempre ancoraggio in tutte le mie produzioni artistiche. Tra le mie produzioni, nelle mie varie linee, vi sono per l'appunto le signorine di Assemini, che sono delle bambole realizzate al tornio, realizzate da me come appunto ceramista torniante, che rievocano praticamente il colore folcloristico di Assemini, ricamato e con applicazione d'oro, che prendono il nome di come le figure femminili venivano chiamate ad Assemini, per l'appunto Dedei, la figlia minore, Savilla, Sasorrimanna, la sorella maggiore, Amai e Ayaia, che sarebbe la nonna. Tutti i miei manufatti sono realizzati al tornio, perché io sono tra le poche donne tornianti qua in Sardegna e in Italia, dove mando avanti proprio la tradizione familiare della foggiatura al tornio. Nel mio percorso ho avuto il piacere e l'onore di vincere 6 volte il campionato mondiale tecnico femminile. È un campionato che si svolge a Faenza, dove si dà per l'appunto lustro alla manipolazione su tornio. Vari sono stati i riconoscimenti, tant'è vero che mi è stato anche assegnato il marchio DOC nazionale dall'ICC, che è l'ente nazionale che promuove, tutela e valorizza la ceramica di qualità in Italia, e vari altri riconoscimenti per le mie produzioni. Ho avuto la fortuna di ricevere gli insegnamenti artistici da parte di mio papà, che per primo ha avuto modo di vincere 9 volte il campionato mondiale, e proprio sulla sua scia ho cercato di percorrere quelle che sono le sue orme nel migliore dei modi. La passione per il mare e per il windsurf è nata a 6 anni. I miei genitori sono sempre stati molto acquatici, sempre amanti del mare, quindi già da piccola, non con il windsurf, però con diciamo magari lo skimboard, un bodyboard, stavo sempre in mare in mezzo alle onde. Poi all'età di 8 anni ho provato qui al Poeto con mio padre il windsurf, ed è stato proprio un amore proprio a primo impatto, stare comunque sin da piccoli in mezzo al mare, indipendenti, è una bella sensazione, godersi proprio tutto il panorama da soli e a contatto con la natura. Diciamo che a livello giovanile ho iniziato quasi da subito a fare risultati internazionali. Poi sia con l'RSX che con la classe vecchia, quindi poco prima delle Olimpiadi di Tokyo, e poi con la nuova tavola qualche risultato internazionale, e poi come ultimo, diciamo prima delle Olimpiadi, ho vinto il mondiale nel 2022.
quindi tante soddisfazioni oltre all'oro di Marsiglia, Parigi. Beh, per me sì, il Golfo degli Angeli, la Sella del Diavolo sono dei punti di riferimento, lo sono sempre stati, continuano ad esserlo. Per me il Poetto è veramente un rifugio, è casa. Ho pure comprato casa perché è sempre stata decisa diciamo, stare in Sardegna, a Cagliari, perché non mi immagino da nessun'altra parte. È un paradiso, lo possono dire comunque tutti gli altri, gli italiani, gli stranieri che vengono qua a fare le gare, e se hanno la possibilità vengono pure loro a trasferirsi qua a Cagliari o in Sardegna. Quindi sono veramente orgogliosa di vivere qua. Per raggiungere un obiettivo così grande ci vuole tanto impegno e sacrificio, proprio si inizia da piccolissimi. Poi in uno sport così ci vuole, secondo me, più esperienza che in altri sport, perché comunque la lettura del mare, del vento, non sono elementi facili da vedere. Quindi per le regate è molto importante la lettura. Sì, ci vuole tanta esperienza e si costruisce veramente da subito. Beh, diciamo, rappresentare la Sardegna, essere comunque un simbolo per molte persone, per i sardi è una grande responsabilità, però è bello, e cercherò comunque di continuare a far vedere, a far sognare i ragazzi e magari cercare di promuovere la Sardegna in tutto il mondo. È quello che ho sempre voluto. Io sin da piccola davvero ho sempre cercato di promuoverla. Io veramente l'amo a 360 gradi. È qualcosa, io infatti amo la fotografia, amo proprio viaggiare e scoprire qualsiasi posto della Sardegna, dalle coste all'entroterra. Per me questa medaglia d'oro è un qualcosa di importante, ha un valore grandissimo, perché è come se fosse un messaggio per tutte le donne, per comunque cercare di incentivare, di dare forza e, diciamo, non fermarsi alle difficoltà. E quindi di continuare, diciamo, a sognare e di continuare con gli obiettivi nonostante, diciamo, tutto. Io sono molto orgogliosa di essere, diciamo, nata e cresciuta qui al Windsurfing Club, qua al Poetto, e ci sono tanti giovani che continuano a fare le gare italiane, internazionali, e da diversi anni, anche quest'anno, è la prima scuola a vela in tutta Italia. Allora, l'Università di Cagliari è ciò che dovrebbe guidare il cambiamento di tutta la società. Io dico di tutta la società sarda, chiaramente non solo l'università per la quale ho l'onore di lavorare, ma i centri di produzione della conoscenza e del sapere sono l'elemento che dovrebbe davvero favorire un'evoluzione positiva della società. Quindi, dal mio punto di vista, dobbiamo avere più università, che significa più servizi, più studenti, anche più docenti. Ovviamente non in una prospettiva illimitata, ma io questo lo contestualizzo rispetto al territorio della Sardegna, dove i tre principali indicatori di criticità della terra in cui abitiamo sono dati dall'alto tasso di abbandono scolastico, dal basso tasso di diplomati e dal basso tasso di laureati. Quindi se noi vogliamo intraprendere un percorso di sviluppo sociale ed economico di questa terra, se vogliamo affrancarci, come spesso diciamo, dalla peggiore dipendenza che noi riscontriamo in molti campi, compreso quello economico, dobbiamo investire nella conoscenza. Quindi dobbiamo ridurre il tasso di abbandono scolastico, dobbiamo aumentare il tasso di diplomati e aumentare il tasso dei laureati.
anche perché il mondo va in questa direzione. Quando oggi noi diciamo che non ci sono posti di lavoro, non è vero. Oggi addirittura ci sono posti di lavoro che noi non riusciamo a coprire perché non abbiamo le competenze per coprirli. Questa è la sfida alla quale l'Università di Cagliari ha aderito e rispetto alla quale si sta impegnando fortemente per cercare di dare il proprio contributo, portare il proprio granello di sabbia, che poi non è un granello di sabbia, ma è fondamentale. Noi non siamo in una torre dovrata, in una torre d'avorio dove vogliamo che gli altri ci ossequino. Noi siamo abituati a sporcarci le mani scendendo nel territorio, lavorando con le imprese, con gli artigiani, con le associazioni, perché pensiamo che alcune conoscenze siano proprio fondamentali per cambiare il contesto culturale. E se noi incidiamo su quei 3 indicatori che dicevo prima, noi cambiamo il contesto culturale. E cambiare il contesto culturale vuol dire cambiare le condizioni con cui noi possiamo fare davvero un'economia sana, di sviluppo sostenibile, avanzata nei campi del sapere che attualmente hanno più successo, digitale, intelligenza artificiale. Questo è quello che è e deve essere sempre di più l'università. Sardegna Ricerche ha proprio di recente celebrato il 21° anno di vita del Parco Scientifico e Tecnologico e infatti il parco è nato nel 2003 alla presenza dei 2 Nobel Carlo Rubbia e Rita Levi Montalcini. In questi 20 anni il Parco Tecnologico ha rappresentato e rappresenta tuttora la casa degli inventori, mettendo a disposizione di ricercatori e imprese un sistema diffuso di infrastrutture avanzate e servizi per l'innovazione e la ricerca. Sardegna Ricerche è l'agenzia regionale che dal 1985 accompagna e supporta l'ecosistema regionale sia per quanto riguarda la pubblica amministrazione, le persone fisiche, le imprese innovative nella ricerca e nello sviluppo di nuovi servizi. Quindi grazie anche ai nostri sportelli supportiamo le PA e le imprese dall'idea, dalla nascita delle start-up fino all'entrata in nuovi mercati anche internazionali con dei risultati possiamo dire veramente importanti. Il Parco Tecnologico della Sardegna ha 3 sedi altamente specializzate, ognuna in una materia differente, legate alle esigenze del territorio dal nord al sud dell'isola. La sede di Pula è specializzata in ICT, biomedicina, tecnologie per la salute. Al suo interno c'è anche la sede del CRS4, un centro di ricerca d'eccellenza internazionale. A questa si aggiunge la sede di Alghero, gestita a Porto Conte Ricerche, un altro centro di eccellenza di ricerca soprattutto nelle tecnologie alimentari. Poi abbiamo la terza sede che è quella di IMC, International Marine Center, collocata a Oristano a Torre Grande, che opera nel settore dell'acquacoltura e della ricerca nelle materie della biologia marina. Qua oggi siamo alla Manifattura, un luogo storico per la città di Cagliari, simbolo delle antiche sigaraie che hanno fatto anche la lotta operaia per la città di Cagliari. Sardegna Ricerche continua a giocare un ruolo importante nel supporto alle start-up, sia nel supporto nel mercato locale ma anche nel mercato internazionale.
Vi do qualche numero degli ultimi anni. Abbiamo finanziato 140 start-up innovative con gli strumenti dello sportello Startup, uno dei tanti settori del servizio finanziamenti di cui sono dirigente, 34 milioni di euro di piani finanziari, 23 milioni di euro di contributi riconosciuti per l'attuazione dei piani approvati, il tutto con una percentuale riconosciuta di contribuzione che arriva fino all'80% a fondo perduto. Questi sono i dati attuali e nella prossima programmazione contiamo di presentare dei bandi che punteranno sempre molto sulle imprese innovative, sulle start-up, ma anche sulla ricerca e sviluppo tout court. Abbiamo in programma di fare dei tavoli, diciamo dei talk perché vogliamo che la programmazione parta dal basso, quindi ci sia una programmazione non imposta ma che parta dalla necessità del territorio. L'associazione Concordia Launedas è stata istituita nel 1987. Per quale motivo? Era un periodo in cui le Launedas, che sono lo strumento tipico, caratteristico della Sardegna, stavano morendo. Erano rimasti solamente 5-6 suonatori e noi, che ci tenevamo moltissimo a mantenere in vita questo strumento per una questione storica, affettiva, eccetera, abbiamo tentato di riunirci. Abbiamo prima frequentato una scuola per imparare a suonare e poi ci siamo messi insieme e abbiamo formato questo gruppo. Oggi questo gruppo ha al suo attivo circa 800 concerti che sono stati tenuti oltre che in Sardegna, in tante parti d'Italia, ma anche in Francia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Kazakistan, Venezuela. Abbiamo portato la musica della Sardegna in tutti questi posti. Tra l'altro abbiamo fatto dei concerti conferenze. Abbiamo fatto tante conferenze nei conservatori di Barcellona, di Almatà, eccetera, in tanti posti e abbiamo spiegato cos'erano le Launedas, che non sono solamente uno strumento musicale, sono un emblema. C'è un bronzetto nuragico nel Museo Archeologico di Cagliari che risale al 900 a.C., addirittura che riproduce un suonatore di Launedas. Io volevo cercare di capire l'animus di questi che suonavano, perché lo facevano, come lo facevano e quindi non solo l'animus ma anche il carattere di queste persone qua. Penso di esserci riuscito. Gli attuali suonatori di Launedas fanno i mestieri più importanti e particolari. Io per esempio ero un dirigente del Consiglio regionale, sono stato per tanti anni responsabile delle commissioni consiliari. Poi abbiamo un chirurgo, oculista, abbiamo dei professori e dei funzionari delle poste, abbiamo una categoria di persone di livello, questa è la cosa importante. Le Launedas che suoniamo in parte le facciamo noi e diciamo che è tutta una tecnica particolare. Però molte volte ci rivolgiamo anche a dei professionisti che costruiscono gli strumenti e sono pochi oggi, molto pochi. Però posso dire una cosa a proposito del lavoro che abbiamo fatto. Quando abbiamo iniziato i suonatori erano 5 o 6. Oggi con la nostra attività noi abbiamo fatto tra l'altro un libro, 360 pagine, sulle Launedas, abbiamo fatto tanti concerti. Oggi possiamo dire con orgoglio
che a suonare sono circa 200 giovani, quindi abbiamo realizzato un qualcosa di straordinario. La musica che suoniamo è prevalentemente tradizionale, però noi suoniamo anche altri brani, per esempio facciamo per il Natale ad Este Fideles, poi abbiamo fatto dei brani di De André che sono venuti molto bene, e sono stati apprezzati tanto, però prevalentemente facciamo la musica tradizionale e cerchiamo di rispettare la tradizione al 100%.